Bene, eccoci qua allora tornati nel nostro spazio del Memento, questa nostra rubrica nel quale torniamo a informarvi, vi aggiorniamo su temi che abbiamo toccato anche nelle ultime puntate. Questa sera, Ermanno, torniamo a parlare di mobilità green, di auto elettriche, auto ibride, auto a motore a combustione. Perché ne parliamo? Perché in queste ultime settimane sono uscite varie notizie su, diciamo, la reale influenza. Sostanzialmente stanno indagando qual è diciamo, il motore elettrico piuttosto che di altra origine che può, diciamo, inquinare meno. Oggi la mobilità è elevata, anzi è ossessiva, vediamo le strade che sono piene di macchine. E naturalmente il risparmio energetico è fondamentale per due motivi. Uno, perché i costi ovviamente sono riducibili. Seconda cosa, perché inquiniamo meno. Anche se rimane l'interrogativo, anche se tutte le macchine andassero elettriche, alla fine avremmo risolto il problema? No, perché ci sono i camion, perché ci sono le navi, perché ci sono altri, diciamo, il riscaldamento piuttosto che le industrie, che naturalmente non possono andare soltanto a elettrico. Di conseguenza, e questo rappresenta all'incirca l'80% dei consumi a livello mondiale. Poi naturalmente a ciascuno di noi sta l'enigma di come risolvere. Le proposte sono molte. E abbiamo l'auto totalmente elettrica, l'auto ibrida e abbiamo l'auto invece tradizionale. E qui abbiamo dei dati naturalmente interpretabili di ciascuno, perché naturalmente uno può fare i conti calcolando per esempio il consumo o l'emissione di CO2 piuttosto che il consumo di carburante, piuttosto che il consumo elettrico, piuttosto che la produzione della stessa auto, perché l'auto al momento in cui viene prodotta ha già consumato una certa quantità di energia. Quindi anche il cambiare l'auto a volte è negativo se il vantaggio della nuova auto non è sufficiente a compensare l'inquinamento che la seconda auto produrrà. Naturalmente queste cose sono molto complesse, si stanno studiando e abbiamo con noi un nostro esperto che ci aiuterà a capire, soprattutto con delle grafiche. Prego. Certo. Ringrazio per essere qui con noi il professor Alberto Bertucco, grazie di essere qui con noi, è stato direttore del Centro Levi Cases dell'Università di Padova, che si occupa principalmente di energie alternative, ma con lei parliamo in questo caso di mobilità, proprio perché, come dicevo, sono uscite varie notizie, tra cui quella in cui per il 2024 un ente americano ha messo come auto più green un'auto ibrida e non un'auto elettrica, e mi sembra che tra l'altro in classifica non ci siano auto a idrogeno. Allora, chiaramente in tutto questo entra in gioco un fattore determinante che è la produzione dell'energia, perché se le auto elettriche le ricarico con un'energia che produco da combustibili fossili, chiaramente è un po' come il gatto che si morde la coda. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, per cui per quanto noi corriamo a cercare di inquinare meno, sarà una gara veramente dura, soprattutto perché non c'è assolutamente l'impegno di andare in questa direzione. Allora abbiamo avuto una von der Leyen che ci ha detto bisogna passare all'elettrico entro 12 anni, no? Però non ha detto l'Europa finanzierà 200.000 punti di carica, perché è inutile ordinare di fare le cose se poi non ci sono le soluzioni. E queste soluzioni oggi non ci sono e per attuarle ci vorranno anni. Di conseguenza bisogna stare un pochettino coi piedi per terra, ma soprattutto una cosa, professore, lei vorrebbe spiegare ai nostri telespettatori quali sono le grafiche secondo lei per consumare meno CO2, qual è la macchina più adatta, e poi vedremo invece l'altro aspetto che è quello che ci ha annunciato Tullio.
Certamente, volentieri. Allora io mi farei aiutare da una grafica che probabilmente verrà proiettata. Certo. Un grafico appunto in cui si riporta quanta CO2 viene emessa per ogni chilometro da diverse automobili. Questo è solo un esempio, questo è uno studio fatto da un ente americano indipendente, è una no profit americana, ma insomma questo è solo un esempio, si potrebbero vedere altre auto. Cosa vediamo in questo grafico? Appunto vediamo quanta CO2 si butta fuori ogni chilometro di percorrenza. Naturalmente i numeri che voi vedete sono un etto e mezzo, 2 etti, 3 etti di CO2 per chilometro, che vuol dire appunto 1 chilo, 3 kg per 10 chilometri, che è una quantità molto importante. Ecco, ancora un'altra cosa prima di spiegare un attimo è che questo grafico riguarda solo la CO2 emessa, la CO2 e non altri inquinanti. Certo. Da questo punto di vista l'auto elettrica non emette inquinanti, mentre le auto a combustione o anche quelle ibride bruciano e quindi emettono, oltre al CO2, emettono ossidi di azoto, polveri sottili, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo non è il discorso che stiamo facendo adesso. Qui però nasce il discorso come viene generata l'energia elettrica. Certamente. Quindi anche infatti, lì ci potrebbe essere, prego. Lei. Infatti vediamo proprio questo grafico che è a 3 colori, come vedete, cioè ci sono delle barre a 3 colori e delle barre a 2 colori solo. Allora le barre a 2 colori solo sono quelle delle auto normali, diciamo così, quelle a combustione, endotermiche come si dice, no? E queste 2 barre che vedete sulla destra del grafico sono anche le barre più alte e si vede che la CO2 prodotta, che è in grigio, quando si brucia il carburante, è molto superiore alla fascia sotto, che è in blu, che invece è la CO2 che è prodotta quando si costruisce l'automobile e quando si smaltisce l'automobile. Questo la dice chiara, cioè nella produzione della CO2, delle emissioni di CO2 gioca un ruolo fondamentale nelle macchine a combustione interna il carburante. Vediamo invece a sinistra le auto elettriche. Le auto elettriche invece di 2 colori ne hanno 3. C'è il colore blu di prima, che corrisponde alla CO2 emessa in fase di costruzione del veicolo e di smaltimento del veicolo. C'è quella grigia che uno dice, ma come? Dovrebbe essere quella, la CO2 prodotta quando si brucia per andare avanti. No, l'auto elettrica non brucia niente, no. Ma se l'auto elettrica consuma energia elettrica che è stata ottenuta bruciando del carburante, ecco che c'è l'auto elettrica emette CO2 indirettamente. Ora, quel calcolo è stato fatto tenendo conto di quello che si chiama il mix di energia rinnovabile nella fornitura di elettricità di un paese, in quel caso gli Stati Uniti. Ma voglio dire, è chiaro che se noi arrivassimo al punto che tutta l'energia elettrica viene prodotta in modo rinnovabile, quella barra nelle auto elettriche, la parte grigia delle auto elettriche andrebbe a zero, cioè non darebbe nessun contributo. Però al momento la situazione negli Stati Uniti è questa. C'è una terza barra che è celeste chiaro, e quella barra è la CO2 che viene emessa per le auto elettriche, solo per loro, quando si producono le batterie. Quindi cosa si vede da questo grafico? Si vede che c'è un'emissione di CO2 in fase di produzione delle batterie che servono per fare l'auto elettrica o ibrida ovviamente, però anche questa barra è dell'ordine di grandezza di quella della CO2 emessa per produrre la macchina e per smaltirla. Quindi da questo grafico, basato ripeto su dati statistici molto grandi, qui ci sono alcuni modelli di auto, si vede chiaramente che il contributo maggiore alle emissioni di CO2 per il trasporto auto, la mobilità automobilistica, è dovuto al carburante che brucia in un caso, oppure all'energia elettrica che io uso ma che è prodotta da carburante che brucia da gas, per esempio in centrale o cose del genere. Quindi per semplificare il minimo è 130. Più o meno sì, mi pare di vedere 130, sì, 130 sì. E l'altro per i modelli considerati è quello. E 300 e... Sì, va bene, ma 356 ci il massimo, 356, è chiaramente praticamente un'automobile. Se io vado con l'elettrico consumo il 50%
Però comunque produco CO2 meno del 50%. CO2 al 50% invece a quella tradizionale a motore endotermico. Ecco, però c'è un altro punto interrogativo da affrontare, e cioè il fattore tempo. Cioè, ad esempio, un ulteriore studio fatto recentemente in Germania dice che le auto elettriche diventano effettivamente ecologiche, green, dopo i 90.000 km. Cioè, nel senso che da 0 a 90.000 km hanno sulle spalle, come abbiamo scritto anche prima nel titolo, cioè l'auto elettrica inquina prima che tu la compri, sostanzialmente. Quindi per l'auto elettrica quella fascia grigia è presente quando la compri nuova, mentre per l'auto a motore endotermico la fascia grigia è in fase in corso d'opera. Ecco, allora io mi scuso, forse non mi sono spiegato bene. La fascia grigia riguarda quando una macchina va. Secondo questo tipo di analisi. Il fatto che allora, questa analisi, ero anche dimenticato, è fatta sulla base di una percorrenza chilometrica annua, che mi pare sia 20.000 km l'anno, se ricordo bene, è scritto lì sotto. Ecco, allora, se un'auto fa 20.000 km l'anno, ecco quello che emette l'elettrica, l'ibrida e l'auto normale. Quindi è già tenuto conto in questo calcolo del fatto, non c'è una soglia dopo il quale l'auto diventa green, mi spiego? Perché questi contributi sono stati spalmati sugli anni in questo calcolo qua. Quindi apparentemente c'è una discrepanza tra questo studio a cui lei accennava e questi che sono studi statistici. Questi vengono fuori ogni anno, non è che sia fatto una volta tanto questi grafici, insomma, li aggiornano di anno in anno. Per quanto riguarda, parlava dell'auto a idrogeno? Sì, anche, sì. Se vuole affrontiamo questo aspetto velocemente, perché l'auto a idrogeno in realtà è un'auto elettrica, che però è il serbatoio di idrogeno. Ora, per avere il serbatoio di idrogeno bisogna fare il rifornimento di idrogeno e non esiste, insomma, voglio dire, non è in fase di sviluppo, ma solo in fase dimostrativa quello di avere un distributore a idrogeno. Per una serie di motivi, io direi il primo di tutti è che l'idrogeno bisogna produrlo, non è che lo troviamo in un bacino, bisogna trasportarlo, e un idrogeno è molto volatile, quindi ne perdiamo tanto quando lo trasportiamo. Insomma, è alto rischio. E poi ci sono i problemi legati evidentemente all'infiammabilità. Ma c'era una cosa ben risaputa, che se io confronto, mettiamo che ho 100 kWh disponibili di energia elettrica. Se voglio fare l'idrogeno in modo green, devo farlo con l'elettrolisi. Quindi questi 100 kWh mi producono 40 kWh di idrogeno, di energia contenuta in idrogeno che produco, il quale poi tra trasporto e altre cose si arriva al 20% alla ruota dell'auto tra virgolette a idrogeno, perché l'idrogeno poi viene ritrasformato in energia elettrica dentro l'automobile. Se invece io questi 100 kWh di energia elettrica che ho a disposizione li metto dentro un'auto elettrica, io ne tiro fuori alla ruota 85. Quindi l'idrogeno è sconfitto in partenza rispetto, se io ho 100 kWh di elettricità e li uso per fare idrogeno per poi metterli dentro un serbatoio e farla andare l'auto elettrica, ecco che perdo 3 volte del 300%, quindi diciamo come dicono è game over, non c'è competizione tra l'auto elettrica e l'auto a idrogeno, che però è un'auto elettrica col serbatoio di idrogeno. Penso di essere stato chiaro, quindi non c'è competizione e non ci sarà competizione sulle auto. Lei parla sempre di CO2. No, qui parlo di energia che uno riesce a sfruttare. Quindi certo, se un domani avessimo tutta energia rinnovabile potremmo anche dire vabbè, ne abbiamo tanta, sprechiamola per fare l'idrogeno che rende molto meno, è molto meno efficiente la resa energetica se io passo attraverso l'idrogeno, che se no invece vado direttamente in un motore elettrico con l'energia elettrica che ho.
Spero di essere stato chiaro. Quindi al momento non c'è motivo di usare idrogeno in automobili. Forse si sta studiando sui camion, quello può essere una cosa, perché per altri motivi, insomma, perché devo garantire una percorrenza molto elevata e comunque questo può essere un motivo. Però se l'idrogeno che mettiamo dentro, ripeto, non è fatto con energia rinnovabile, allora io ho prodotto CO2 quando ho fatto l'idrogeno, mi spiego? Certo. E questo è il punto chiave della faccenda. Quindi non mi libero dalla CO2 se uso l'idrogeno, a meno che l'idrogeno non sia fatto in modo rinnovabile. Sì, ma soprattutto una cosa, che alla fine l'efficacia che ha il carburante non ce l'ha nessun altro prodotto che noi andiamo a fare. Carburante fossile, lei dice? Carburante fossile. Sì. È il più sintetico, diciamo, è il più efficiente. È il più denso, energeticamente più denso. Efficiente e che non comporta poi grandi lavorazioni e grande spreco. Non stiamo dicendo che bisogna andare in questa, ma in questo momento illudiamo le persone se diciamo che la soluzione è l'elettrico o che se la soluzione è l'idrogeno. Dovremmo fare un passaggio in avanti, non si sa quale, ma per esempio ci sono stanno costruendo delle batterie atomiche adesso, no? Fatto con frammenti di atomo che non sono radioattivi, di conseguenza che dovrebbero durare 50 anni addirittura la carica di queste batterie. Naturalmente la scienza va avanti, ma oggi diciamo che l'efficacia maggiore ce l'hanno le macchine che vanno sia a elettrico sia a energia fossile. Sì, se permette, sì. Ricordiamoci che quando brucio carburanti fossili io inquino, e non inquino solo per la CO2, inquino per tante altre cose, sì, certo. che hanno impatto sulla salute. No, più che altro, soprattutto in pianura padana, diciamo che non c'è ricambio. Quindi non è proprio la stessa cosa. Le ibride hanno un vantaggio, che se uno le guida bene e sa guidarle, c'è un metodo di guida che andrebbe insegnato, non solo venduto la macchina, ma insegnato anche l'utente. Una parte di quell'energia guidando viene recuperata con la frenata piuttosto che in discesa, eccetera, e quindi si recupera, si risparmia l'energia fossile da quella che invece la butteremo via. Io freno, butto via energia, invece la recupero, la metto dentro la batteria e me la mangio più avanti, perché ovviamente anche questa fa parte di una carica. Se riuscissimo maggiormente a fare questo... Sì, bisognerebbe regolarle bene, però comunque ci sarebbe un'emissione dalle auto ibride, perché le auto a basso emissione di CO2 sono sotto i 50 grammi per chilometro. Lì stiamo parlando solo della parte grigia, ovviamente, no? Sì, perché è quella del carburante, non la parte delle batterie, non la parte... Ora, lì già nella barra più bassa siamo sopra i 50. Sì. Ma com'è possibile allora che abbiano approvato tante ibride che sono certificate di emettere sotto i 50? Perché? Perché queste prove sono state fatte in laboratorio. Certo, dalle case costruttrici, in situazioni ideali. In situazioni invece reali il piede della signora Maria o del signor Giuseppe non funziona come in laboratorio, di conseguenza quando io accelero, ci do una tirata per accelerare, mi mangio tutta quell'energia che la macchina mi potrebbe consentire. Non è il motore elettrico che mi tira su, ma è il motore a scoppio. È quello che le dicevo, che bisognerebbe insegnare alla gente non solo a vendere l'auto, ma anche insegnare a guidare, e per esempio in prossimità di un incrocio dove io vedo che c'è il rosso, non arrivo fin sotto la macchina, ma incomincio e non freno di colpo, ma metto una marcia inferiore, con la marcia inferiore si ricarica la batteria e io arrivo sotto un semaforo che ho recuperato una parte dell'energia che altrimenti perderei. Ecco, è tutta una serie, non è soltanto il premere il freno e l'acceleratore, ci vuole una certa, diciamo, capacità. Un'intelligenza artificiale nel far funzionare le auto ibride, potrebbe essere questa la soluzione, ma adesso non c'è, in questo momento. Questa intelligenza non c'è, ma può darsi che venga fuori, ci aiuterà, che si inventino questa in qualche per maniera. Salvare le auto ibride. Oppure, avendo la moglie in fianco, li mettiamo i pedali, mentre corriamo, pedala e carica le batterie.
Va bene. Certo. Grazie di essere Grazie a intervenuto. voi, è molto Grazie al professor Alberto Bertucco per essere stato con noi. Chiaramente si sta attraversando un momento sicuramente particolare, proprio perché è un momento di cambiamento, si vorrebbe cambiare in fretta e poi invece come abbiamo detto, come dicevi giustamente tu Ermanno, per cambiare ci vorrà parecchio tempo, chiaramente la ricerca deve andare avanti e probabilmente avremo un futuro con come dire, veicoli a più alimentazioni differenziate, probabilmente c'è da augurarselo, anche perché dobbiamo sicuramente obbligatoriamente risolvere la questione dell'inquinamento. Fammi ricco, ti farò Certo. il dovino. Certo, grazie al professor Alberto Bertucco per essere stato con noi. Adesso noi andiamo in pubblicità, torniamo subito con la terza parte di TV7 Match, a tra poco.